Nel primo pomeriggio di oggi la squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Tolmezzo, nella quale erano presenti anche gli operatori Speleo, Alpino, Fluviali, è intervenuta su richiesta della Sores per un soccorso a una persona nei pressi del fiume Tagliamento a Forni di Sopra. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno operato assieme al personale sanitario e ai volontari del soccorso alpino per stabilizzare l'infortunato, che probabilmente a causa di un malore era incosciente, imbarellato poi e trasportato fino alla strada, dove è stato caricato a bordo dell'ambulanza e portato d'urgenza all'ospedale di Tolmezzo, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'intervento si è concluso poco prima delle 17.